Amiche e amici, buongiorno, eccoci qui in diretta con Ore 13, una puntata che dedichiamo al tema della residenzialità, che magari per qualcuno è una parola un po' complessa per me da pronunciare, però non faremo altro che cercare di capire quali sono le nuove esigenze o addirittura le esigenze attuali per quel che riguarda la fruizione della casa. La casa è un termine breve, semplice e conciso, ma che ha veramente tantissime sfumature ovviamente per quel che riguarda la sua realizzazione, ma per quel che riguarda anche la fruizione. Ovviamente la fruizione della casa è in funzione di quelli che sono i modelli di famiglia. Sappiamo bene come i modelli familiari stanno cambiando repentinamente nella nostra società e quindi servono poi delle risposte adeguate. Oggi vediamo di capire qual è la situazione e quali sono le risposte esistenti e quali dovrebbero essere magari quelle che in questo momento sono assenti. Ho tre ospiti qui con me, innanzitutto Raffaele Speranzon, che è presidente dell'Atter di Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Giovanni Pacagnan, un costruttore edile. Buongiorno. E poi il mondo di Confedilizia Treviso, che è rappresentato dal suo presidente Marcello Furlan. Buongiorno, un saluto a tutti. Buongiorno, allora 0422 1626798 è il nostro numero di telefono, ci potete anche scrivere nel post che abbiamo pubblicato nella pagina Facebook di Antena 3, facendoci ovviamente le vostre considerazioni a riguardo dell'argomento odierno. Allora, è bello tosto, una puntata direi non scontata, perché poi insomma sono argomenti che purtroppo per certi aspetti scivolano, ma scivolano perché parlare di case di residenza ha bisogno di residenzialità, ha bisogno di pianificazione, no? Perché insomma pensare a quale casa dare alla gente non è la cosa più semplice del mondo. Allora, proviamo a fare un esercizio di questo tipo. Innanzitutto, negli ultimi 20 anni, come è cambiato il mondo della residenzialità in Veneto più in generale, anche se appartenete magari a delle città specifiche? Vediamo di analizzarlo insieme. Ma guardi, allora, innanzitutto le specificità fanno la differenza in questo senso, nel senso che io per esempio sono presidente dell'Atter di Venezia e già all'interno del territorio che amministro ci sono delle differenze. Due mondi completamente diversi. Ci sono più di due mondi, se vogliamo, perché c'è il mondo della Venezia, diciamo, insulare, la Venezia del centro storico e delle isole all'interno della laguna, c'è la Venezia balneare, quindi Jesolo, Chioggia, Caorle, Bibione, e poi c'è la Venezia invece della terraferma, quella diciamo meno turistica e che è più affine al resto del Veneto, è più omogenea diciamo, a quelle che sono le realtà del resto del Veneto. Si escludono ovviamente i casi di Belluno, dove c'ha la sua specificità della montagna, ma è chiaro che in questi 20 anni, se per quanto riguarda la terraferma, la sostanziale differenza è legata alla presenza decisamente più importante del numero di immigrati, nel caso della Venezia balneare e in particolare della Venezia centro storico e isole all'interno della laguna, c'è il fenomeno del turismo, cioè dell'uso, dell'utilizzo della residenza, della casa, non della residenza, della casa che per decenni era un luogo destinato esclusivamente alla residenza, l'utilizzo della casa anche per finalità turistiche. Tanto che addirittura c'è un fenomeno attualmente in espansione di cittadini di Venezia, centro storico, residenti a Venezia centro storico, proprietari di appartamenti a Venezia centro storico che lasciano il proprio appartamento, vanno a vivere in affitto in terraferma e affittano il proprio appartamento per uso turistico. Grazie anche ovviamente a questi nuovi strumenti, addirittura appunto del web tipo Airbnb, che per chi non lo sapesse sono dei portali che vi permettono di mettere in affitto stanze di casa vostra, un'intera casa o divani per scopi turistici. Allora, come possiamo aver già intuito, insomma, ovviamente l'argomento non è semplice, ma va sviluppato nella sua interezza. Allora, dicevamo, prima di tutto una questione residenziale cambiata
per la presenza di molti immigrati. Tra l'altro i modelli familiari degli immigrati non sono gli stessi degli italiani, perché sappiamo che gli immigrati insomma, sono famiglie che vanno dalle 4 persone in su, cioè la coppia più minimo 2 figli, no? Che non è esattamente il modello di famiglia italiano. Certo. Beh, comunque un'altra peculiarità che si è manifestata negli ultimi 20 anni è anche il fatto che vedo che le fasce, diciamo, di reddito che riescono ad accedere alla casa si sono praticamente ridotte, cioè si è compressa la capacità di reddito delle persone e quindi di conseguenza è molto più difficile accedere alla casa di proprietà. Ed è rimasto un varco abbastanza importante, che è quella terra di nessuno, che è fra coloro che sono in grado di sostenere un mutuo e quindi di acquistare una casa e coloro i quali non sono in grado di farlo, ma non sono nelle condizioni per avere l'interessamento delle istituzioni pubbliche per soddisfare un'esigenza primaria che è l'esigenza dell'abitare. Questa fascia... Quindi mi perdoni, quindi, giusto per chiarire, cioè chi riesce ad accedere a un mutuo, quindi certo, diciamo, ha una somma di stipendio, uno stipendio adeguato a poter fare un mutuo o comunque pagare un affitto, certo, e poi invece c'è chi drasticamente proprio non ce la fa e quindi subentrano situazioni di assistenzialismo tipo contratti atero, cose così. Quindi si è creato sostanzialmente un buco in mezzo, esatto, c'è una terra di nessuno. Esatto, che è la parte, secondo me, che coinvolge soprattutto gli italiani, nel senso che hanno comunque una capacità di reddito, hanno una esigenza forte che è quella di abitare e di abitare sul territorio in cui vivono, però non hanno la capacità necessaria e sufficiente per acquisire un immobile. Esiste una soglia economica, insomma, stimata minima per poter affrontare la spesa di una casa? Allora, guardi, oggi il sistema finanziario, banche, dopo ci sono altri strumenti, anche i leasing sulla prima casa, che però non hanno fatto questo gran successo, diciamo, stimano che il reddito fatto 100, il 25% deve essere riservato, diciamo, alla quota del mutuo, perché una quota superiore metterebbe in crisi il sistema famiglia, perché ha delle esigenze prioritarie quali il medico piuttosto che le esigenze dei figli e la scuola, quindi non è in grado di sostenere. Oggi purtroppo diciamo, in questa fascia entra sempre meno famiglie, soprattutto le famiglie, perché il problema, mentre il single, diciamo, è più gestibile, che se, dopo a parte le situazioni di divorziati, quella è un'altra situazione particolare, è più gestibile, ma le famiglie purtroppo entrano in crisi perché i figli oggi costano e quindi il reddito si comprime, che c'è meno disponibilità per acquistare. Furlan, come Confedilizia, insomma, intanto condividete? Sì. Sì, noi condividiamo pienamente gli aspetti sollevati dai due ospiti, tuttavia facciamo sempre riferimento alla situazione economica attuale, che ha visto dal 2007 ad oggi i prezzi andare giù a picco, immobili che non hanno più valore, terreni fabbricabili lo stesso, aumento delle unità collabenti, perché insomma anche i capannoni, perché si pensa adesso la nuova politica edilizia è quella punta sul riuso degli immobili che ci sono, perché fondamentalmente abbiamo uno stato di degrado e di abbandono generale in tutto il territorio nazionale, anche nei comuni fuori dai nostri. La problematica è il riuso di questi immobili che sono stati costruiti con esigenze diverse da quelle che abbiamo adesso. Ecco. Faccio riferimento per esempio e poi farò anche un esempio interessante, faccio riferimento a tutti quei fabbricati di grandi dimensioni che sono stati costruiti negli anni 70, 80, fino agli anni 90 e che sono adesso in mano, sono in proprietà al genitore che magari vive da solo o ai due genitori che hanno i figli ormai che sono andati altrove e non sono in grado di mantenerli. Perché? Perché questi fabbricati fondamentalmente hanno un consumo eccessivo e sono grandi, insomma, anche a livello di tassazioni, di tutto. Ecco, qui si vede che un aspetto che sicuramente è venuto fuori con la crisi, e cioè che questi fabbricati che di per sé fino agli anni 2007 avevano un certo valore, perché insomma un fabbricato singolo con area scoperta ereditato dai figli sicuramente dava la possibilità ai figli di investire. Era una garanzia per il futuro. Era una garanzia per il futuro, adesso insomma viene svenduto, non dico regalato, ma insomma siamo a questi livelli qua. Noi, un altro aspetto, prima magari di passare all'argomento successivo, era anche quello del riuso delle attività, cioè dei capannoni che sono rilasciati. Allora, ecco. Io farei
prima Sì, certo. farei un attimo un esercizio di sintesi. Si parla appunto di nuove forme di residenzialità in questa trasmissione e quindi noi sostanzialmente le esigenze o diciamo tra virgolette i richiami da parte del mercato potrebbero andare in questa direzione. Allora, da un lato dare la risposta a una popolazione che sta diventando mediamente sempre più anziana, no? Sì. Anzianità vuol dire avere dei servizi vicini, poi vediamo naturalmente nel dettaglio, alta fruibilità dell'immobile con spazi ridotti. Qua comincia ad andare in contrasto con quella che era l'edilizia, perché chi è anziano, certo, insomma, adesso significa che orientativamente insomma, si è sposato negli anni 70 e quindi con una forma di edilizia invece che dava spazi vani ampissimi, basso, cioè alto consumo energetico per scaldare e raffreddare, eccetera, eccetera, no? Quindi abbiamo quell'aspetto. Poi c'è un aspetto di successione, perché quindi le nuove coppie, le coppie più recenti avranno sicuramente, vivranno in questo momento in abitazioni, chi ha la fortuna di avercela, più limitate, ereditano l'immobile che doveva fungere nella testa degli anziani, insomma, dei genitori come una garanzia di futuro e diventa un problema anche perché ha dei costi. Certo. Sì, perché poi spesso e volentieri il legislatore individua nella casa di proprietà una sorta di bancomat alla quale uno può attingere perché fa reddito e quindi è considerato in modo del tutto e qui incomprensibile. Paghiamo, tra l'altro, anche un orientamento europeo che è stato imposto in un anno preciso, quando è arrivato Monti, insomma l'Europa ha detto voi in Italia siete quelli che hanno il maggior numero, la percentuale più alta. Ci hanno colpito bene. Beh, insomma, cioè, è scientifica la cosa, sì, la tassazione perché negli altri paesi insomma, sì, la casa di proprietà bene. è molto meno diffusa. No? Esatto. Diciamo che dopo il governo Monti la tassazione della casa è triplicata, sì. ecco, quindi alla fine è diventato un bel costo. Insomma. Quindi, allora, proviamo ad andare per ordine. Cominciamo a sistemare per primi gli anziani. Partiamo da loro, diamo la priorità. Allora, l'anziano che mediamente ha una pensione, quindi diventa un soggetto con una garanzia. Quali risposte dovrebbe dare la residenzialità per aiutare gli anziani? Innanzitutto abbattere le barriere architettoniche. Ma per abbattere le barriere architettoniche in edifici che sono stati costruiti negli anni 60-70, dove ci sono edifici di 4-5 piani, nelle cittadine venete, nelle cittadine venete ci sono tantissimi esempi di edilizia di questo tipo, dove ci sarebbero interi quartieri da ricostruire, però per ricostruire questi interi quartieri bisogna individuare degli elementi premianti che possono permettere al proprietario di vedere il vantaggio nel ristrutturare, perché se il proprietario non individua il vantaggio nel ristrutturare, lascia deperire l'immobile. Lasciando deperire l'immobile, quell'immobile nel tempo inevitabilmente verrà affittato non più da famiglie, diciamo, che seguono i nostri standard dal punto di vista non solo della qualità della vita, ma anche delle consuetudini, delle abitudini, eccetera, ma da famiglie diciamo che magari arrivando da altri paesi del mondo, eccetera, per quel che riguarda l'ordine e la disciplina. E quindi sono disposte a vivere in condizioni di invivibilità per quanto riguarda i nostri standard, ma per i loro assolutamente vivibili. E quando ne entra una di queste famiglie, poi l'intero edificio si deprezza ulteriormente e inevitabilmente ne richiamerà altre. Quindi aggiungeremo queste cellule di degrado, diventeranno un po' come i tumori delle metastasi, quindi attorno a quelle inevitabilmente noi vedremo la disertificazione del decoro e l'aumento invece del degrado. Allora, se vogliamo invertire questa rotta bisogna che ci sia lungimiranza da parte di tutti, cioè gli amministratori locali innanzitutto, che devono segnalare ai livelli superiori. Allora, noi ci interrompiamo per qualche istante, poi sentiamo chi costruisce affinché appunto ci sia un miglioramento di queste performance edilizie, che cosa potrebbero fare le amministrazioni e ovviamente anche i costruttori. Breve pausa. Eccoci di nuovo in diretta, ore 13, parliamo appunto di nuove forme di residenzialità.
come vedete, insomma, i rivoli di quelli che sono gli argomenti del giorno veramente sono molto ampi. Stiamo cercando comunque di dare una logica a quanto diciamo e magari anche delle risposte. La prima domanda poi è stata appunto come si può aiutare gli anziani, perché gli anziani insomma, hanno delle esigenze particolari, e da qui è emerso effettivamente che è molto facile che poi deperiscano quelli che sono gli immobili, no? Certo. Allora, le soluzioni migliori per gli anziani quali sono? Se ne esistono. Diciamo che la soluzione bisogna affrontarla nella maniera di valorizzare l'immobile che a un certo punto arriva nella sua storia che non ha più un valore. Solitamente questi sono immobili che sono comunque in aree servite, cioè tendenzialmente non centrali ma nella primissima periferia, quindi comunque una, fra virgolette, rendita di posizione ce l'hanno e esistono. Per rivalutare questi immobili bisognerebbe attivare un sistema virtuoso in cui sia coinvolto l'amministrazione, perché l'amministrazione comunale deve dare una premialità, proprio perché la premialità è il meccanismo che fa il momentum che fa attivare un'attività di recupero di un'intera area. Quindi come può un comune? Io ho avuto un'esperienza personale su degli immobili che abbiamo costruito e dedicato solo e esclusivamente all'affitto. Il comune è riuscito, tramite una legge, a sollevare l'onere dell'IMU, che non è un problema da poco, perché oggi l'IMU porta via un 10-20% diciamo, di quella che è la redditività che ha un immobile. Secondo aspetto, ridurre gli oneri diciamo, di urbanizzazione, perché anche questa qua è una somma che ovviamente va a incrementare diciamo, certamente l'entrata del comune, però indebolisce la struttura finanziaria di questa operazione qua. Ma soprattutto non sono risorse spesso che vengono poi allocate per i sottoservizi. Esatto. Poi, per pagare gli uffici amministrativi del comune tu chiedi gli oneri di urbanizzazione, quindi è sbagliata proprio, scusi se l'ho interrotto, No, certo. È inaccettabile che uno ricavi dagli oneri di urbanizzazione una cifra e poi solo il 10% di quelle risorse le allochi per i sottoservizi, e poi magari vediamo che nel nostro territorio ci sono problemi di natura idraulica perché non sono stati spesi i soldi per i sottoservizi, quando in realtà le amministrazioni questi soldi li hanno recuperati incassati, abbondantemente ai cittadini, ma poi li ha diversi. distratti per pagare i vigili. Cioè, per dire... Vedo che qualcuno vuole parlare con noi da casa. Pronto? Mi scusi. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno Giovanna. Buongiorno Giovanna. Volevo fare una provocazione, volevo lanciare una provocazione, poi fate voi. Vada, lanci pure. Io sono stata fortunatissima, nata, vissuta, cresciuta a Treviso in centro. Ora adesso Treviso è stata ridotta a cielo aperto, a una Bella cloaca, non so cosa vuol dire. Insomma, non lo so, perché mi pare assolutamente. è una città bellissima, quindi non so. Ecco, basta, è stata ridotta così a cielo aperto un grande, come si dice, vabbè, discarica, non so, cantiere. No. Grazie. Allora, non ho capito la domanda. Mi perdoni Giovanna, ma non ho oddio, che Treviso sia con l'H onestamente... La discarica nemmeno? No, non abbiamo capito. Se intendeva... Allora, ci sono sicuramente delle zone di pressa anche a Treviso, perché mi vengono in mente dei grattacieli dove la gestione è estremamente complessa. Forse uno particolare. Forse fa riferimento ai 160 negozi chiusi e alle situazioni di degrado che ci sono, quello potrebbe essere... Però non ho capito neanche io il senso. Ok, ecco. vabbè, allora siccome non l'abbiamo capito, mi scusi Giovanna, ma a questo punto io continuerei nel ragionamento che stiamo facendo. Allora, per trasformare le aree, quindi io parlo sempre di trasformare le aree perché trasformare un'area significa valorizzarla e quindi il proprietario ha un beneficio. Comune sicuramente da una parte, dall'altra parte una diciamo, defiscalizzazione diretta, nel senso di destinare queste risorse degli oneri a valorizzare l'area. E poi, secondo me, per poter innescare questi sistemi virtuosi, premesso che oggi il sistema bancario della parte immobiliare meno ne vede e meglio sta, l'unico punto che vedo oggi possibile è quello di pensare a una compartecipazione pubblica, per esempio può essere l'ATER, per una quota rispetto all'investimento, per far sì che l'investimento comunque generi complessivamente una redditività tale per cui attragga i capitali che facciano l'investimento. Allora, questo per dire,
prendiamo delle aree di città e iniziamo questo tipo di progetto finanziario, perché questo è un progetto finanziario, che deve essere un progetto, lasciatemi passare il termine, etico, cioè che definisca dei parametri, ma soprattutto che sia sostenibile, perché l'investitore, quando gli parli di etica, si raffredda, perché dice che non sono due cose non compatibili. Non è vero, perché le due cose sono compatibili, perché il costruito, il valore di un alloggio nuovo, il valore costruito, non supera mai il 50-60%. Quello che sta sotto, cioè il valore del terreno, che oggi sfortunatamente o fortunatamente sia estremamente complesso, ma dopo che è tutta la questione burocratica, cioè la burocrazia che vive sopra, i tempi per approvare un progetto, i costi dei professionisti, cioè, rendono di fatto pesante qualsiasi tipo di iniziativa, per quanto leggera che uno tenti di farla. Quindi quella la vedo come una struttura, ma oggi penso che Regione e Comuni siano ormai gli unici veri interlocutori che in qualche maniera hanno la forza e la capacità di intervenire anche senza grandi investimenti finanziari, ma per snellire quello che è il sistema. Sono innamorato, e dopo chiudo, innamorato dei progetti, diciamo, in partnership, perché la partnership, io penso che imprese e enti pubblici, ATER per esempio, piuttosto che Regione, piuttosto che comunque genera un controllo sul sistema di quello che viene costruito, ma non genera, diciamo, un input che blocca. Okay? Lasciamo all'imprenditore la capacità di generare valore, controlliamolo, parlo contro i miei interessi, controlliamolo, però il controllo garantisce, controlliamo per garantire un'etica di fondo, perché oggi ci dimentichiamo purtroppo, questo è quello che è successo negli ultimi 20 anni, la casa è sempre stata pensata come un investimento, ma la casa è un bene primario. Assolutamente. Mangiare e dormire è necessario. Non solo, ma è il luogo dove si sviluppa poi anche l'educazione dei nostri figli, per cui è il nucleo all'interno del quale il cosiddetto focolare domestico, voglio dire. Poi se vogliamo aumentare la natalità o iniziamo, perché adesso usciamo poi dall'argomento anziani, andiamo su quello giovani. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Michela e chiamo da Annone Veneto, nel Veneto orientale. Buongiorno. Provocazione per provocazione, ne vorrei fare un'altra di provocazione ai suoi ospiti, caro conduttore. La mia provocazione è questa: non parlano mai di densità di popolazione per chilometro quadrato, perché vedete, in Abruzzo ci sono zone dove c'è una densità per chilometro quadrato di un abitante, 4. Mi si dice che in Veneto ci sia una densità di popolazione di 400 persone per chilometro quadrato, e guardate che non è una cosa così semplice, perché se c'è una persona sporca per uno, se ci sono 400 persone insozzano dappertutto, e come ha detto la signora di prima, probabilmente anche se le nostre città sono ancora vivibili, non sarà che andando avanti nel tempo diventano delle cloache? Grazie. Allora, due aspetti da parte mia e poi ovviamente. Sta favola dell'inquinamento della cloaca, io dico una cosa, che se prima di tutto i cittadini hanno a cuore il luogo in cui vivono, secondo me certe scene che si vedono in Italia, in altre zone, non in Veneto, non si vedrebbero. Allora, o iniziamo tutti quanti a fare un bel esame di coscienza e dire, bene, se io voglio vivere in un ambiente pulito, sono io il primo a doverlo rispettare. Però l'ambiente in qualche modo ti guida anche da questo punto di vista, cioè tu sei in un ambiente sano, bello, hai un maggiore istinto di conservazione dell'ambiente nel quale tu vivi. Sì, se tu invece vivi in un ambiente ostile, brutto e degradato, la tua attenzione nei confronti, il tuo amore nei confronti di quell'ambiente sarà pari, voglio dire, quello che vedi. Per cui un compito da parte di tutti, e sono d'accordo sulla questione della partnership, cioè la cosiddetto fare sistema, che è un termine che è stato abusato inutilmente per tanti decenni, ma nel concreto mettere insieme gli attori che sono in grado di fare, di ciascuno di svolgere delle azioni che hanno il medesimo obiettivo. Se l'obiettivo è quello di migliorare la vivibilità dei nostri territori, migliorare la vivibilità significa vivere in case più efficienti dal punto di vista energetico, senza barriere architettoniche, che abbiano la possibilità di permettere agli anziani piuttosto che alle famiglie di avere un parco vicino, di avere un parco giochi, di avere un centro di assistenza per gli anziani. Cioè questo è il pensare al futuro e strutturare.
Quindi il tavolo di lavoro deve assolutamente avere una visione. Deve avere una visione. Sull'aspetto della densità demografica, qui bisognerebbe fare delle deportazioni. Però la signora che abita a None Veneto è fortunata, perché a None di sicuro non ci sono 400 diciamo che la densità quadrato. sicuramente è rapportata al territorio, come dice la signora, però a maggior ragione va incrementato il riutilizzo degli immobili esistenti, proprio per non aumentare ulteriormente quello che può essere poi lo spreco di costruzioni e anche poi le situazioni di abbandono, perché alla fine questi immobili che restano chiusi contribuiscono alla situazione generale di abbandono. Nel suo ruolo di nel suo ruolo di Confedilizia, riguardo quindi al tema anziani, quindi sia successioni ma anche di fruizione degli immobili, che dinamiche vede? Beh, guardi, noi dal punto di vista degli anziani devo dire che a parte l'aspetto che avevamo analizzato all'inizio della trasmissione, che è quello sulle dimensioni degli immobili, adesso devo dire che abbiamo firmato 94 accordi territoriali su 95 comuni. Non dimentichiamoci che c'è anche in provincia di Treviso, non dimentichiamoci che c'è la possibilità anche dell'affitto, cioè noi pensiamo sempre alla casa come proposta di acquisto, però adesso come adesso è diventato molto conveniente anche affittare, e con gli accordi territoriali c'è stata la revisione proprio degli immobili. Perché? Perché sono state create delle zone, Treviso per esempio è stata suddivisa in 3 grandi zone e con delle subfasce, e è stata ampliata la forbice, nel senso che c'è la possibilità adesso di avere degli immobili a basso prezzo. Ecco, parliamo adesso, perché nelle zone più isolate della provincia si parte da 200 euro e dopo si va su, diciamo che la media è 350 euro al mese, 400, 500 in certi casi, e effettivamente diventa una cosa un po' più competitiva, nel senso che fino a qualche anno fa questo aspetto qua... Sarebbe un po' la risposta a quello che diceva prima anche certo, è un completamento in pratica. Ecco. Quindi ci siamo resi conto nei nostri convegni, perché noi facciamo diversi convegni del territorio, che questo aspetto qua è poco conosciuto. C'è la possibilità di sfruttare dei contratti invece del 4+4 i 3+2, quindi 5 anni, 3 anni rinnovabili poi di altri 2, e usufruire delle agevolazioni fiscali che, conti alla mano, perché insomma abbiamo dei nostri esperti hanno fatto tutti i calcoli, danno la possibilità di avere circa 1.000-1.500 euro di tassazione in meno da parte del proprietario e 500-600 euro da parte dell'inquilino, che minimo sono 2 affitti, quindi si può rivedere anche l'importo del canone e usufruire di questa agevolazione. Aspetto poco conosciuto, lo dico in televisione perché effettivamente vedo che qua... Dovete usare di più i media, vede? Sì, sicuramente. Breve pausa e poi sentiamo Speranzon cosa aveva da dirci. Le menti in questo studio lavorano anche durante la pausa pubblicitaria e, a parte gli scherzi, no? Ho il piacere di avere degli ospiti competenti nelle rispettive materie, come quelli che solitamente frequentano questo salotto a Luna e ovviamente anche nelle altre trasmissioni. Allora, Speranzon giustamente faceva anche un ragionamento di visione. Sì, perché adesso giustamente c'è una legge regionale sul consumo del suolo che tende a ridurre, vuole ridurre la nuova capacità edificatoria in terreni che sono vergini, no? Certo. Anche perché sappiamo che abbiamo una regione che dal punto di vista idrogeologico ha dei problemi, il suolo in maniera penso ormai il suolo quasi massima. Però ci sono le aree cementificate, cioè ci sono le aree che sono già impermeabilizzate. Allora, semmai ci si può porre il problema di dire non solo consumo del suolo zero, ma cominciamo a recuperare il suolo da dove è stato costruito male, magari qualche decennio fa. Chiaramente anche lì con una logica premiante, che può essere anche un regalo in termini di volumetria, va bene, ma che possa permettere... Ricordiamoci che 5 case da un piano possono farne una da 5 piani, certo. Quindi la superficie utilizzata è un quinto. È un quinto, esatto, e quella superficie che viene liberata è una superficie che può essere adibita a servizi, a spazi di relazione, a piazze, a luoghi. Cagnà, come costruttore, come la valuta questa siamo perfettamente allineati, ormai il consumo zero del suolo di fatto ha inibito qualsiasi tipo di iniziativa all'esterno, che risultava anche anti-inconveniente perché dovevamo subire i costi di portare i servizi, quindi fognatura, gas, acquedotto, quindi recuperare le aree centrali, ottimo. La Regione sta iniziando a fare qualcosa perché aveva fatto un bando di recente che premiava con una cifra
modesta, ma comunque l'abbattimento e ricostruzione di un fabbricato dava un premio. Ed è qua che ci dobbiamo sforzare. L'esercizio però, diciamo, perché sia completo, deve essere anche normato e regolato, pensa, io parlo di normare e regolare, ma è la verità, con l'indirizzo da parte dell'amministrazione del tipo di attività che vuole insediare, cioè trasformiamo un determinato quartiere, ok, mi metti dentro per favore, che ne so, la lavanderia, piuttosto che, cioè, mettiamo già a posto anche la questione delle autorizzazioni, perché in Italia il comune rilascia il permesso a costruire, ma dopo quello che costruisco dentro, cioè l'utilizzo dello spazio, è subordinato a altre, credo siano 42 autorizzazioni, quindi diventa tutto molto complesso. Bisognerebbe lavorare prima, cioè normare tutte queste cose e prevedere, recuperiamo uno spazio, dentro c'è una lavanderia, diamo una possibilità, oltre a fare la casa, anche a un giovane che ha intenzione di iniziare un'attività, di creargli già un'autostrada, cioè ha già le autorizzazioni pronte. Già pronto. Può iniziare a lavorare, non ha bisogno di subire ulteriori costi che non è in grado di sostenere. Quando parlo di abbattere il costo della burocrazia, uno di solito pensa licenziamo 4 dipendenti, no. L'abbattimento del costo della burocrazia è che i 4 dipendenti, che qualcuno pensa che siano in esubero, devono pianificare il progetto urbanistico e anche, diciamo, economico con le autorizzazioni in maniera tale che l'investitore, che non è più il costruttore, perché le imprese nega più risorse per essere i trasformatori, le imprese danno solo la capacità di trasformare, ma gli investimenti non riesce a fare. Chi fa un investimento vedendo un progetto ben pianificato e ben strutturato è ovvio che lo finanzia. Inutile che abbiamo gli aerei per andare a Abu Dhabi per domandare soldi, no? Quando i soldi in realtà in Italia, secondo me, ci sono. Il problema è che bisogna dare progetti spendibili, concreti, reali e soprattutto con tempi certi. Ecco. Sì, poi secondo lei è utopia questa grande entusiasmo e ottimismo da parte di Paccagnano o sarà fattibile? Sicuramente il signor Paccagnano ha sollevato la problematica effettiva, perché guardi, non è possibile che per fare un fabbricato ci vogliano 10 professionisti e tutti pagati, insomma, saporitamente. Non è possibile che si devono pagare degli oneri che tante volte incidono in misura anche del 10%, perché insomma per fare una casa si spendono a Treviso dai 10 ai 15.000 euro di oneri, ecco, che si sommano ai costi effettivi di ogni professionista, perché c'è il geologo, perché c'è il progettista, perché c'è... Da dove partirebbe lei? Perché poi, queste sono... Ma io partirei un po', prenderei l'ipotesi fatta da Ater prima in anteprima, e cioè andrei a individuare delle zone dove effettivamente venga pianificata tutta quella che è l'attività edilizia e anche effettivamente gli usi dell'area, cioè creerei proprio dei quartieri autosufficienti partendo da zero a costi calmierati ovviamente, quindi anche qua tramite concorso, perché è inutile dire 10 professionisti devo tirare fuori 15.000 euro prima di cominciare i lavori, insomma si fanno dei forfait e si creano delle strutture, delle case soprattutto a dimensione, direi, perché sicuramente non come quelle anni 70 che avevano la taverna sottoscala, partiamo di persone normali, ampliando anche a forbice quelli che sono gli accessi alle case stesse, perché non possiamo pensare che le case vengano affidate solo a chi magari, non so, ha un certo numero di figli, ma anche al ceto un po' medio che è scomparso adesso, quindi a due persone. Il tema appunto del ceto medio, di quella che è, insomma, di quelle che sono le concrete esigenze di una realtà sociale che esiste e che forse se ne sta spesso, no? Si sente parlare di questa classe media che sta sparendo, no, la classe media esiste, solo che è un po' più media rispetto a prima. Termine osceno, ma dato l'Accademia della Crusca in questo momento ci sta anche dando delle grandi soddisfazioni, ci dà delle liceità non da poco. Poi mi agganciavo, se posso, un po' al discorso Ater di prima, e cioè c'è il grande piazzale, perché ormai i capannoni sono andati giù, sono stati dismessi, c'è il grande piazzale da recuperare, è un costo riportarlo alle condizioni originarie, quindi adesso si parla di perequazione e di crediti edilizi, diamo la possibilità di avere dei crediti spendibili da un'altra parte, c'è il registro dei crediti edilizi nei comuni, viene dato a chi assume l'onere di ripulire una zona del genere e costa, perché posso assicurarvi che ha un certo costo, e diamogli dei crediti edilizi che possono essere acquistabili dalle imprese dove fanno un altro tipo di attività. Quindi... Senta Speranzone, allora lei all'inizio citava di come è molto diversa la situazione a quale lei lavora, no?
diciamo, tenendo da parte l'aspetto delle spiagge, però resta il fatto che noi abbiamo tutti questi bellissimi centri storici, che insomma Venezia è l'esempio più eclatante mondiale e assoluto, però anche gli altri hanno problemi. Certo. Che soluzioni dà, a prescindere anche da Ater, per dare riscontri diversi? Perché poi il centro storico ormai c'è l'anziano, le famiglie normali fanno fatica, oppure è una cosa destinata a chi ha tanti soldi, e quindi c'è uno spopolamento, perché poi questo avviene. E quando c'è lo spopolamento ci sono tutta una serie di problemi legati allo spopolamento, ovviamente, perché poi il commercio si trasforma, non è più un commercio di prossimità legato ai servizi da dare al residente, ma diventa un commercio per il turista. Poi, esatto. E la sostenibilità quindi all'interno di un centro storico diventa sostanzialmente scompare, quindi non c'è la possibilità di pensare sostanzialmente che i nostri figli possano abitare all'interno di un centro storico. Questo è inaccettabile, no? Cioè, che lavoro state facendo? Perché da un lato la riconversione è una cosa che normalmente secolo dopo secolo tutti i nostri veci e i veci dei nostri veci hanno fatto, perché l'uso che veniva fatto di determinati luoghi, io sto pensando a alcune isole anche all'interno di Venezia, non so, a San Servolo, quello era un manicomio, un matticomio come si chiamava una volta, dove andava i matti di guerra eccetera eccetera, e oggi invece è un luogo dove si fa ricerca scientifica, dove c'è la Biennale d'arte che fa le proprie esposizioni, quindi ha cambiato completamente la percezione anche del luogo, che prima era un luogo di dolore, di malattia, di cose eccetera, e oggi è un luogo invece. Dobbiamo avere un po' questo spirito nell'analizzare i fenomeni che guarda a domani. Allora è chiaro che se io guardo a Venezia, il centro storico di Venezia ha un problema di sostenibilità enorme, perché oggi gran parte di chi ci vive appartiene o è molto ricco, perché può permettersi di vivere a Venezia ed ha la casa di proprietà, oppure vive all'interno delle case popolari, che sono di proprietà dell'Ater, di proprietà del comune, di proprietà di Insoli, di proprietà del Qual è l'identikit dell'abitante delle case popolari a Venezia? È vario. Allora, l'identikit che vorrei, guardando al futuro, è vario, ma dovrebbe prevedere anche la presenza dei giovani. Cioè dei giovani che hanno intenzione di costruire la propria famiglia, la propria residenza in quella città, cioè che vogliono quindi costruire il proprio futuro, che non la vedono come nemica del proprio futuro. Una ricetta per portare i giovani a Venezia? Beh, bisogna fare dei bandi speciali, perché se il Comune di Venezia fa il bando sulla residenza senza alcun tipo di modifica, il rischio è che insomma poi alla fine quelli che possono accedere sono solo le categorie quasi a livello di disperazione, ma lì dobbiamo fare un altro tipo di attività. Ok, dopo allora facciamo tre ricette diverse. Sì, perché e chiudo il tema, sì. Ma noi abbiamo, voglio dire, abbiamo un sacco di famiglie che non sono proprio in grado di pagare alcun tipo di canone, e quindi quelle hanno bisogno dei servizi sociali, hanno bisogno di una residenza pensata per chi ha quel tipo di problema, che va a perdere, cioè un canone a perdere. Questa è Venezia. Una ricetta sempre per i giovani, per comunque metterli dentro i centri storici di altre città? Ma allora, i giovani sicuramente bisogna pensare alle formule di affitto con il patto di riscatto, cioè dare la possibilità per X anni. Ovviamente io penso sempre all'intervento pubblico, perché la leva del pubblico è imprescindibile su qualsiasi tipo di iniziativa che parta dal fatto che non vi sia una capacità di reddito. Però cominciare a pensare a dei fabbricati, a delle strutture che siano strutture fra virgolette di passaggio, cioè tipo dei residence. Sì, uno entra, fa gli 8 anni, che è un periodo di tempo che gli economisti hanno calcolato come un periodo di tempo in cui uno paga un canone fra virgolette agevolato ma non sovvenzionato, quindi paga ma non troppo, per costruire un reddito tale per cui riesca a rientrare in case di proprietà che anche queste comunque hanno bisogno di essere in qualche maniera sostenute. Però la questione dei centri ci sono, anche se non sembra, sulle nostre città, che sono proprio delle aree che non si vedono, ma sono aree completamente isolate, chiuse, che avevano delle funzioni diverse dalla residenza e che oggi hanno
necessità della trasformazione, ma non è una necessità solo del giovane, ma è una necessità anche della collettività, è una necessità delle istituzioni, è una necessità delle cose, quindi è per quello che dico che comunque qualcuno lo deve mettere, perché la funzione supera la funzione stretta del risiedere. Si va oltre l'aspetto dell'avere una casa sostanzialmente, ma è per far vivere una città, dare un'opportunità di sviluppo commerciale e che dopo ovviamente il commercio genera benessere, eccetera. Quindi, una ricetta per i giovani. E quindi a completamento di quello che ormai è stato detto, direi di rivalutare anche l'opportunità di rilanciare questi, torno a ripetere, Treviso ha più di 100 negozi sfitti. Negozi che tante volte non sono adatti all'attività perché sono troppo piccoli, perché non hanno servizio, quindi pensare anche a quello, a riconvertire l'idea delle riconversioni in parcheggi, cioè in garage, lei come? Ma io la vedo una cosa troppo caotica, perché nell'ottica di pensare ai centri storici chiusi, vedere tutte queste macchine che vanno all'interno degli ex negozi, insomma lo vedo sì. Una cosa a livello di investimento può essere interessante perché l'unità immobiliare comincia ad avere garage esclusivo, però lo vedo un po' un disordine, ecco, quindi... Brevissima pausa. Prima ho interrotto per dare la linea alla regia, ho interrotto Furlano, si stava dicendo anche di questa, in alcuni centri storici c'è il suggerimento di adibire a garage quelli che una volta erano dei negozi, e lei dice ma no perché dopo genera traffico in città, è anche vero che però se uno ci vive in città va meglio se c'è il garage. Però l'ideale secondo me sarebbe quello proprio di riuscire a creare una normativa meno ristretta e dare la possibilità a questi punti, perché ricordiamo i giovani vivono in città se la città lo permette, non è che possiamo pensare alla città come dormitorio esclusivo, quindi anche i negozi sono in piena crisi perché sono venuti fuori i centri commerciali, sono riusciti a creare dei veri centri storici nei nuovi centri commerciali, perché insomma senza far nomi, ma abbiamo proprio dei centri che assomigliano ai nostri centri storici. E quindi andare a creare meno normativa, lasciare la possibilità, qua abbiamo una legge che è obsoleta, perché è una legge del 1978 che regola contratti di affitto da 6 anni più 6 anni o da 9 più 9, in un momento... queste sono leggi nazionali, corretto? Sì, okay. Dove abbiamo attività in piena crisi e non diamo la possibilità a chi vuole provare ad aprire un esercizio commerciale di aprirlo fondamentalmente. Sì. Quindi anche vincolare un proprietario in piena crisi a un canone molto ridotto per 18 anni, insomma capisce anche lei che questo è un fenomeno fortemente distacco, ecco, questo è un po', e quindi cercare un attimo anche di lavorare sulla legge nazionale, dalla possibilità, voglio che fare un'attività, oggi voglio aprire un'attività per un certo tempo, funziona l'attività bene, creiamo un periodo, un passaggio dove magari dopo si può rianalizzare il contratto di affitto e lanciare questi centri, perché è un problema grosso quello dei centri storici. Sì, centri storici che però, ci sono certi centri storici che sono in mano a un'elite molto ristretta, perché poi se andate a spulciare attentamente quelle che sono le documentazioni, voi trovate centri storici che forse ci sono 10 famiglie che gestiscono l'80% dei beni, e lì è dura, cioè tu imposti un regime come gli ex regimi comunisti che sottrai la proprietà, però non la vedo esattamente la soluzione più adeguata, però non so quali altri... allora, vediamo un attimo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, sì? Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Tiziano Pignata, qua sono in viaggio vicino a voi. Eccoci. Ci sente anche se abbassa il volume, quindi? Sì, ho abbassato tutto il volume. Sì, no, volevo chiedere al signor Furlano una cosa. Prima ho sentito che parlava se uno deve affittare un appartamento o una casa, oppure l'inquilino che è dentro, c'è una forma di agevolazione, sentivo, di risparmio. Sì. Volevo sapere, perché non ho seguito bene, e anche da chi ci si può rivolgere dopo. Grazie. Sì, allora, dunque, grazie a lei. Grazie. Allora dunque, qui c'è un nuovo decreto ministeriale che dà la possibilità al proprietario e inquilino, ovviamente devono essere entrambi d'accordo, di rinegoziare il tipo di contratto. Quindi c'è la possibilità, rivolgendosi ad associazioni territoriali come la nostra, c'è la possibilità di rifare, tra virgolette, il contratto, tramutarlo da un contratto 4+4 un contratto 3 anni più 2, poi a loro volta rinnovabili, e avere con l'applicazione del contratto agevolato la riduzione, come dicevo prima, di imposte, quindi imposta di registro,
tutte le tassazioni, IRPEF, sia da parte del proprietario sia da parte dell'inquilino. Sono molto convenienti, perché noi abbiamo dimostrato proprio con conti alla mano che mediamente si risparmiano anche 1.000-1.500 euro all'anno e 500 euro da parte degli inquilini. Quindi c'è il duplice interesse, non c'è interesse solo del proprietario di rinegoziare il contratto, ma c'è interesse anche da parte dell'inquilino. Quindi è facile essere entrambi con la stessa idea ed è facile anche rifare i contratti facendo il 3+2. E quindi notevole risparmio. Adesso vi faccio una provocazione, mancano 2 minuti al termine, ma vediamo, cerco innanzitutto di essere veloce io. Sappiamo che abbiamo un alto tasso di litigiosità nel nostro paese, no? E quindi anche nell'ottica di dover ristrutturare perché insomma mi sembra abbiamo capito che la soluzione è quella di valorizzare l'esistente, l'esistente magari in condizioni pietose, poi riuscire a mettere d'accordo i vari proprietari all'interno dello stesso edificio è abbastanza complicato. Siamo d'accordo quindi che varrebbe la pena che i condomini insomma, fossero di un'unica proprietà, per cui poi quando ci sono da fare degli interventi, so che è utopia, però intanto partiamo da là. Allora, noi adesso dobbiamo fare un piano vendite quinquennale per i prossimi 5 anni all'Ater e nostra intenzione è non mettere in vendita nessuno degli appartamenti presenti all'interno dei cluster, cioè laddove abbiamo il 100% di proprietà, e di mettere in vendita esclusivamente o l'intero edificio o gli appartamenti che abbiamo laddove non abbiamo, dove c'è anche proprietà mista pubblico-privata. Quindi questo proprio per evitare che ci siano problemi legati, perché noi insomma, anche non ho detto una cacchiata. Noi abbiamo una situazione pazzesca a Marghera, in via Case Nuove, in via Campostrini, eccetera, dove ci sono degli edifici che avrebbero bisogno di manutenzione. Noi siamo disposti e vogliamo fare quel tipo di manutenzione rifacendo gli intoneci, eccetera, ma la maggioranza dei proprietari di quegli edifici e di quegli immobili all'interno di quegli edifici sono privati che non vogliono contribuire e noi non possiamo chiaramente fare l'intervento, per cui abbiamo dei nostri inquilini che ci chiedono di intervenire e noi più di lavorare con il condominio per cercare di convincere gli altri non possiamo fare. Vabbè, signori, siamo in chiusura, io vi ringrazio, è stato veramente interessante, spero la cosa sia altrettanto stata per i nostri telespettatori. Soluzioni, come vedete, ce ne sono, non sono immediate, però è necessaria assolutamente la volontà di collaborare sia tra il privato che tra il pubblico. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie.